La sicurezza abita ad Arzignano, oggi più che mai con la nuova sala operativa di videosorveglianza della polizia locale. L'inaugurazione davanti alle autorità politiche, civili e militari. Quello che viene implementato è un complesso ramificato sistema di occhi elettronici automatizzati puntati sulle strade della città. Oggi abbiamo avuto l'orgoglio e il piacere di inaugurare la nuova stazione operativa e centrale operativa di Arzignano. Un sistema intelligente all'avanguardia che nasce per essere al servizio della città, un guardiano discreto ma sempre presente che osserva, traccia, registra i flussi di traffico, utile per rintracciare auto pirata, macchine rubate, vetture sospette. Questo nuovo sistema tecnologico garantisce dei numeri impressionanti, oltre 50 milioni di controlli di veicoli all'anno, non per dare multe, ma per garantire la sicurezza dei cittadini. Le telecamere di videosorveglianza ad Arzignano sono in grado di controllare qualcosa come 50 milioni di veicoli all'anno, un numero impressionante che dimostra l'importanza di questa fitta rete di occhi elettronici collegati con la nuova sala operativa della polizia locale. La sicurezza dei cittadini che possiamo oggi, grazie anche ai dati confermati dalla Prefettura di Vicenza che era presente questa mattina, possiamo confermare e ribadire una riduzione dei furti dell'80% in 12 anni. Numeri incredibili che ci rendono orgogliosi del lavoro fin qui svolto. Ad Arzignano, secondo i dati della Prefettura di Vicenza, negli ultimi 12 anni c'è stata una riduzione dei furti dell'80%, uno standard di sicurezza che quindi si è alzato anche grazie alla polizia locale che, oggi più che mai, ha un obiettivo: essere agenti tra la gente.